Io corro e poi corro, piango e poi piango. It's over another day. Ciao amici di G di Ferro Team, siamo qui a Pico Verde, al Parco Acquatico di Verona, dove fra pochissime ore si svolgerà una sfilata di fashion lady eventi. Per adesso voglio intervistare alcune ragazze. Siamo qui con Alina, che indossa un abito dell'atelier Veronica. Da quanti anni fai la modella? Neanche un anno, quindi... adesso che ho iniziato a fare. Ma è la seconda sfilata oppure... No, ho mai fatto in Moldavia, ma qua no. È per prima volta. Beh, sono curiosa di vederti sfilare allora. Grazie. Ci vediamo dopo. A dopo. Siamo qui con un'altra modella di nome Deborah. È la prima volta che sfili oppure già sfilato in passato? No, ho già sfilato anche in passato, ho iniziato a 13 anni. Ah beh dai, giovane. Esatto. Quanto sei alta? Scalza 1,70. Raccontaci un po' di te. Studi, lavori? Allora, studio lingue, mi piace viaggiare, gli sport d'acqua, sono molto curiosa e avventurosa anche. Ah dai, sono curiosa di vederti sfilare. Va bene. Ci vediamo dopo. Amici, siamo qui con Jessica Dalbo. Raccontaci come si svolgerà questa serata. Questa sera vedremo moltissimi stilisti in passerella con altrettante modelle, quindi sarà uno spettacolo ricco, vedremo dall'abbigliamento più casual a quello più elegante, costumi, intimo, quindi ce ne sarà per tutti i gusti, ma non solo moda, ci saranno anche delle sorpresine, ma non vi svelo ancora nulla. Ma quanti stilisti ci sono? Ne abbiamo 6 o 7 credo, sono molti stasera, sono veramente tanti, alcuni anche inediti, quindi vedremo anche delle belle novità. Beh, non vedo l'ora di vedere questa bellissima sfilata, noi ci vediamo dopo. Sono qui con Roberta Mellone, una stilista. Raccontaci un po' come sono stati creati i tuoi abiti, come si chiama il negozio. Ciao cara, allora il mio negozio si chiama Le Particulier, si trova a Vicenza in Contra San Francesco Vecchio, scusate un po' di, come si dice? Non sono così sciolta perché è cambiata da poco la location. E i miei abiti sono stati creati, io intanto sono stilista, ho fatto la scuola di stilista e adesso ho ricominciato un attimino a provare di nuovo a lanciarmi in questa cosa e sto creando infatti la mia linea. Adesso oggi ci saranno 3 uscite con i miei 3 abiti, sono abiti tutti quanti svolazzanti, estivi, freschi, mi sono ispirata a queste cose qui, all'estate, alla leggerezza dei tessuti eccetera. Non vedo l'ora di vederli. Certo. Siamo qui con un'altra modella di nome Mary. Raccontaci un po' se è la tua prima volta che sfili, raccontaci un po' di te. Allora, questa non è la prima volta che sfilo, ho fatto diverse sfilate, ho fatto diversi concorsi, soprattutto a Milano e niente, sono un'appassionata di moda da quando ero piccolina e niente, mi piace, sono appassionata e spero che questo un giorno diventi il mio lavoro fisso. Ma quanto alta sei? Io sono alta 1,74. Va bene, grazie mille, non vedo l'ora di vederti sfilare. Grazie a te, grazie cara. Ciao. Siamo qui con il patron di Fashion Lady Eventi, Giulio Romi. Raccontaci un po' dettagliamente in cosa consiste in questa sfilata, quante ragazze ci sono? Allora, le ragazze saranno 20, intanto salve a tutti, grazie a Sara e a GT Ferro Blog di Mario Bonesi. Le ragazze sono 20, ma quello che importa di più sono gli abiti, perché non essendo un concorso di bellezza ma una sfilata di moda, quello che conta sono gli abiti che vedremo. Ci sono 7 stiliste, chi sfilerà con 20 ragazze, chi sfilerà con 10, chi con 5, chi con 4, durerà comunque 1 ora e 3/4, 2 ore con pause di un paio di cantanti e avremo modo di vedere degli abiti molto belli sia del casual che dell'elegante, sia in bikini, sia in cerimonia, sia sposa, c'è un po' di tutto. E la cosa bella di questa sera, che non ho mai fatto precedentemente, almeno come agenzia non abbiamo mai fatto, ci saranno 10 intimo lingerie sposa, che è una ciliegina per noi, e quindi è una sfilata di moda completa con stiliste non solo venete, perché ne abbiamo una di Torino, una di Bolzano, insomma vengono un po' da tutto il centro-nord Italia. Io non vedo l'ora di vedere questa bellissima sfilata, sarà bellissima, ci vediamo dopo, mi raccomando rimanete attivi. Siamo qui nel backstage dove le ragazze si fanno truccare e vestire, guardatele più da vicino.
E intanto inizia la sfilata di moda della Fashion Lady Eventi qui al Pico Verde, che vi diamo il benvenuto naturalmente. L'evento di oggi non è solo moda, ma sarà anche tanta bellezza. E in questa prima uscita, appunto dedicata al trucco, vedremo 3 modelle con dei trucchi molto particolari che sono stati realizzati dalle nostre truccatrici del centro estetico Cocoa, della signora, io direi un'amica della nostra agenzia e un'amica personale, Simona Franzoni. E quindi un bel applauso alle nostre make-up artist di oggi. In passerella la moda di Greta Lampone.
la rappresentanza moda e non solo di Stefano Casagrande Napoli. tutte le nostre modelle in passerella con gli abiti appunto di Le Particulier di Roberta Mellone.
Quella che abbiamo appena visto in passerella era la moda mare di Atelier Veronica. Questa è l'eleganza di Veronica Atelier.
fino alla fine della nostra sfilata di oggi e quindi ora stiamo vedendo in passerella la sua collezione di intimo sposa. Sorpresa della nostra sfilata, foto diritto per i fotografi. Un applauso alle nostre modelle, impeccabili come sempre. Ed ora, come vi dicevo, rivedremo tutte quante le modelle, gli stilisti, coloro che hanno coordinato il backstage. Tutti noi che abbiamo lavorato a questa serata qui su questo palco per ringraziarvi della vostra presenza e augurandoci che sia stato uno spettacolo a voi gradito e che vi abbia fatto passare una piacevole domenica. Sono state davvero impeccabili. Un applauso un po' più forte per queste ragazze però, tantissime le nostre ragazze, noi le abbiamo viste sfilare una ad una. Stilisti della serata. Allora è finita, però siamo abituati alla fine di dare di chiamare una alla volta per dare un saluto, un giusto riconoscimento anche alle partecipanti, alle modelle e non solo. Le nostre truccatrici qua, un bel applauso, make up artist Valerie Veronica Atelier, dove sono Giorgia Chiavico, Roberta Mellone, la nostra Greta Lampone qui vicino alle modelle. Dov'è Greta Lampone? Si confonde tra le modelle. Si confonde. Allora, detto questo, adesso chiamo qua Sofia, vieni qua. Vi chiedo un applauso veloce, Sofia torna in backstage. Sofia, Alessia, Stefano. Dov'è? Alessia, fermati qua. Guarda, questo è per Alessia. Jessica dice a me? No, infatti. Giulio, quando sfilavo io non c'erano queste cose. No. Adesso vi spiego, abbiamo iniziato un anno e mezzo fa circa con Greta. Ogni sfilata io pubblicizzo nel web le foto della sfilata e una volta sola scrivo la ragazza che prende più like della sfilata, regalo
un orsetto gigante. Lo scrivo una volta sola perché non mi piace fare la gara con i like. Quindi chi legge legge, chi non legge non legge. La volta scorsa è stata la volta di Greta Tadiello che è lì, questa volta l'applauso ad Alessia Alberti che ha preso più like appunto. Belle foto e Alessia può tornare. Dopodiché Elisa, il ritorno, un applauso di Elisa che era 2 o 3 anni che non sfilava con noi, sicuramente la vedete alle prossime. Poi abbiamo Deborah, che è giovanissima. È la nostra mascotte che ha fatto da apripista alle uscite delle, diciamo un applauso a Deborah. Poi tu l'orso? È già destinato. Giulio, mi sa che dalla prossima dovrei dare un orso ad ognuna. Mi sa, non vogliatemene, però quello lì è già destinato, è una sorpresa. Perché a me piace fare le sorprese, perché comunque quello di Alessia non era una sorpresa, ho detto se quello non è una sorpresa io ne faccio un altro. Applauso alla nostra giovanissima Deborah, prego. Poi ancora abbiamo Beatrice. Applauso a Beatrice. Chiara. Brava Chiara. Giorgia. Totolo. Finalmente vedo sorridere Nicole Cogo. Nicole Cogo. Greta Tadiello che ha già preso l'orsacchiotto 2 anni fa, facciamo un bel applauso. Grazie Greta. Poi abbiamo Veronica. Veronica, sì. Veronica, anche lei un felice ritorno. Poi Maddalena. Vieni Maddalena, anche lei una delle veterane. Poi salutiamo anche la nostra Romina. Romina. Cristina, vieni Cristina, anche lei veterana, 5-6 anni che ci segue. Brava. Poi ringraziamo anche Alina, modella di Veronica Atelier. Esatto. Chiamiamo Anna. Vieni Anna, giovanissima, altissima, bellissima. Com'è? Altissima, purissima, levissima, credo. Poi abbiamo Giada. E poi Giulio le new entry il lascio a te. Michelle. Ne hai di nuove leve quest'anno. Sì. Martina. H180, 16 anni. A proposito di altezza, Alessia, vieni, altezza 1,88. 1,88. Brava Alessia. Poi c'è Elisa, no, Giulia. Giulia che mi dicevi probabile futura Giulia. conduttrice. Sì, io faccio una veloce, faccio un esperimento. Allora Giulia, dovresti dirmi il tuo nome, la provenienza, cosa studi, se lavori, se sei fidanzata, quali sono le tue aspirazioni. Pronta? Stato famiglia, il codice fiscale, tutto quanto. Vai. Ciao a tutti, sono Giulia, ho 26 anni, vengo da Cento in provincia di Ferrara. Al momento lavoro come fotomodella, modella e babysitter. Non sono fidanzata e le mie aspirazioni sono continuare a lavorare in questo settore e magari inserirmi anche nel cinema. Dato che non è fidanzata, il suo numero è 347 652 8 no. Grazie Giulia, grazie. E tutte le nostre stiliste le salutiamo da qua senza fargli far passerella. Roberta, Giorgia, Greta, Veronica, Valerie, le nostre bellissime make-up artist del salone appunto Cocoa
della nostra Simona. La Poi abbiamo responsabile backstage. Io la volevo lasciare per ultima. Perché? Perché è quella che ha lavorato più di tutti. Consulente di immagine. Ha corso come una pazza oggi. Lei è Ambra Greggio. Un applauso. Consulente di immagine. Stefano Casagrande. Il nostro Stefano. Basta. Stefano è storico ormai, Giulio. Sì, Stefano. c'è sempre. Un applauso ancora a Jessica. Vorrei ringraziare tutto il personale del Pico Verde, per primo il direttore del signor Simone, che ha fatto sì che tutto ciò accadesse, che ci ha, per la sua professionalità e disponibilità, ci ha aiutati. Fabio Gottardo, nostro ufficiale fotografo, Mario Bonesi, vedete anche la sfilata su YouTube. Auguri a Maria Giuseppina che compie 30 anni. Non si chiama Maria Giuseppina? Ilaria? Ok, auguri a Ilaria. Buona serata, grazie. Grazie a tutti, buona serata. Amici di G di Ferro Team, di fianco a me c'è una delle tante stiliste, di nome Veronica. Raccontaci un po' come è nata l'idea di fare questo brand. Ciao a tutti, mi chiamo Veronica e sono la stilista di Atelier Veronica. Noi ci trovate a Padova, a Guizza, in via Guizza 242. Noi realizziamo abiti da sera ed anche abiti da sposa e un po' di tutto, un po' abiti casual. E questo è uno dei miei abiti che ho realizzato apposta per questa sfilata. È veramente stupendo come abito. Ok, va bene. Veramente mi perdo un po'. Comunque i complimenti sono bellissimi. Grazie mille. Ciao. Ciao. Sono qui con Greta. Vorrei farti un po' di domande. Come è nato il tuo brand? Allora, Grace Berry Couture è nato un anno fa, quando ho deciso di distaccarmi dal mio lavoro di impiegata e darmi totalmente alla sartoria, visto che ho studiato per molti anni come sarta e modellista. E così ho iniziato a creare la mia linea per una donna brillante, dinamica e che lavora, insomma una donna indipendente. Ma vendi online oppure è un negozio fisso? Allora, ho un mio atelier laboratorio per adesso. Per quanto riguarda invece la linea dei costumi da bagno di Jewel Bikini, ho un sito www.jewelbikini.it. Esatto, quindi ragazzi, se vi sono piaciuti i costumi, basta andare nel suo sito e li acquistate. Esatto. Ok, vuoi lasciare un messaggio? No, non lo so. Ok, grazie mille. Grazie. Ciao amici, sono qui con Stefano Casagrande. Ti è piaciuta la sfilata? Cosa ne pensi? Sì, la sfilata mi è piaciuta moltissimo, ma come del resto tutti gli eventi di Giulio Romi. È stata una bellissima serata, c'è stata una grande partecipazione e penso sia andato tutti bene, anche se siano divertite. Le modelle erano parecchie e tutte brave e professionali. Beh, ricordiamo che erano 7 stiliste e 20 ragazze, se non sbaglio? Sì, adesso non mi ricordo né quante erano le ragazze né quante le stiliste, è una certa età perciò la memoria è corta, però diciamo che è stato un successo anche per le stiliste, sicuramente. Beh, la sfilata è stata bellissima. Voi amici di GD Ferro Team che ne pensate? Scrivetelo nei commenti. Ciao a tutti. Ciao.